Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Giochiamo contro Matej Batora. Ok, cosa vuole provare il matto del barbiere contro di me? No. Ok. Cavallo C3, cavallo F6, normale. Ora non ho... Lui non ha giocato ancora cavallo F3, quindi si sta riservando la possibilità di giocare F4. Però di contro c'è che questo pedone io non sono costretto a difenderlo. Ok, giochiamo un po' original. C6. Ok, se non attacca il mio pedone E5 posso giocare D5 senza problemi. In questo caso non posso perché se giocassi D5 lui mangia mangia e gioca a scacco e poi mi può mangiare questo. Quindi vabbè, giochiamo D6 più umili. Ok, ora cavallo D7. Sviluppiamo un altro pezzo. E ora possiamo fare questa bella manovrina con cavallo F8, cavallo G6 per arrivare in F4. Ok, questa è una manovra tipica di questo tipo di posizioni. E ok, su alfiere 3 di solito torniamo indietro perché sappiamo che se mangiamo dopo la presa col pedone F, lui si apre la torre, controlla bene il centro con questo pedone e questi pedoni sono veramente molto forti al centro, quindi evitiamo che la sua posizione migliori grazie a questo alfiere B6. Ok, ne approfitto per ricordarvi che tra qualche giorno, speriamo, speriamo presto, esce il mio corso che vi ricordo essere una dozzina scarsa, forse adesso bisogna ancora vedere con il montaggio quanto tempo viene fuori di partite giocate da me a 10 minuti, quindi più lunghe di queste che sono giocate for fun, un po' alla viva il parroco, diciamo, queste. E ok, quelle del corso saranno giocate in maniera più seria, spiegando praticamente ogni singola mossa, quello che vedo, come ragiono e molto spesso mi fermo durante la partita e faccio trovare a voi la mossa, mi fermo qualche secondo per farvi trovare la mossa. E secondo me ha un buon potenziale didattico. Ok, è una cosa un po' sperimentale, però se vi interessa, nei prossimi giorni la troverete sul canale di Matto Scacco, su questo canale. Ok, proseguiamo con la partita che mi sembra essere andata parecchio bene finora perché tutto il nostro piano di portare il cavallo in G6 ha dato i suoi frutti perché il mio cavallo in F4 è estremamente forte, la mia torre, grazie alla sua presa qui, quindi per simmetria con quello che dicevamo prima, il mio pedone controlla molto bene il centro e appunto apre la torre. E quindi abbiamo un buon potenziale in questa posizione. Possiamo anche cercare di attaccare con la donna, andiamo a minacciare direttamente il matto in G2 e anche qualche altro tatticismo che magari verrà in seguito. Ok, anche l'altro cavallo può saltare ad aggredire il punto G2, che a questo punto, il punto che a questo punto non può più essere difeso, quindi la posizione è veramente tragica per lui. Il mio attacco ha veramente un gran potenziale e ora la mossa che conclude tutto, cioè questa scoperta di cavallo che scopre l'attacco sulla donna, quindi l'attacco è andato che meglio non poteva. Ok, nuova partita contro questo. Aspetta, questa volta questa fardiera è del Kazakistan. Yes. Ok, giochiamo l'inglese, ma dopo cavallo F6 rientriamo in una D4, cavallo F6 C4. Vediamo se ci giocherà l'est indiana che
la mia apertura preferita da nero e noi risponderemo con l'attacco dei quattro pedoni, che è un po' il mio cavallo di battaglia. C5, D5, B5 subito. Molto molto aggressivo questo giocatore. Di cavallo non possiamo mangiare perché c'è il pedone E4 sotto, però sospetto che E5 sia ancora più forte. Conquistiamo questo centro che è veramente veramente gigante. Dovremmo stare attenti a tenerlo tutto insieme, che non si sfaldi. Ok, con questa mossa lui ci ha aiutato lo sviluppo, quindi bella. E arrocchiamo. La posizione del bianco è veramente veramente comoda secondo me. Alfiere a 6. Possiamo sia giocare B3, che però sembra un po' strana, indebolisce forse un po' la diagonale. Mangiare chiaramente è una possibilità. Mm, va bene, dai, mangiare è quella che mi convince di più. E ora, come prima, mi sa che andremo per un attacco diretto al re. Mm. Sì, perché questo cavallo si può avvicinare molto, molto facilmente. Devo soltanto stare un po' attento a questo pedone che non cada. Vabbè, intanto giochiamo donna e 1 per muoverci verso il lato di re con la dama. Ok, cavallo B4 me l'aspettavo. Non avevo visto che minacciava anche il doppio in C2. La cosa più fastidiosa è che mi sta minacciando presa e liberando la donna dall'attacco di questo e quindi di fatto sta minacciando cavallo per D5. Quindi donna E4 però mi risolve entrambi i problemi perché rafforza questo punto e tiene anche la casa C2. E la donna, nonostante che sia al centro, non può essere attaccata, quindi per ora sta bene lì. E magari riuscirò a scacciare questo cavallo prima che diventi un problema. Infatti, a 3. Ora non poteva mangiare il pedone in D5 perché avrebbe dovuto giocare di per E. Però nel frattempo gli avrei mangiato il cavallo, quindi non poteva farlo, in sostanza. Sviluppiamo questo alfiere in E3, così dopo potrò rafforzare ancora questo punto con la mia torre. Ok, mi piace perché questo cavallo è assolutamente inutile. Ok, mi attacca questo, quindi lo difendiamo in questo modo. Un po' strano, però vabbè, efficace. Sì, dai, penso di stare un po' meglio in questa posizione. Anche se nulla di decisivo. Torre di 1. Se cambia in C3 tutto sommato mi sta anche bene. Ok, lui probabilmente riuscirà a mangiarmi qualcosa di qua, infatti. Torre B3 è molto buona. E nel frattempo non sono riuscito a creare niente di qua. E andiamo all'attacco. F5 sembra un po' garibaldina, però why not? Why not? Bisogna essere veloci qua. L'attacco non può aspettare, se no lui mi mangia tutti i pedoni e va a vincere con i pedoncini in più. Ok, ok. Potrei giocare forse E6. Ok, E6 è una mossa un po' a doppio taglio perché rischio che lui mi blocchi tutto in questo modo. Anche se in questo momento non può perché perderebbe il pedone G6. Ok, secondo me, secondo me lui poteva fare di meglio per ora.
Ok, ha sacrificato la qualità, interessante. Posso mangiare in H7 intermedia e giocare donna per E3. Ora ha una qualità in più. Ha una qualità in più, una posizione assolutamente dominante perché l'alfiere è completamente bloccato e dopo cavallo F5 è praticamente sepolto in G7 e non farà mai nulla tutta la partita. Quindi ottimo. Ok, il cambio delle donne può fare solo comodo a me. Ok, un'altra cosa da notare è che questo pedone in H7 serve più a lui che a me. Cioè, a lui conviene lasciarlo in H7 perché tiene le linee chiuse. Questo pedone non è un problema, non va da nessuna parte. Quindi non è una necessità per lui eliminarlo subito. Alfiere F8. Ok, devo un attimo muovermi perché ho poco tempo. Guardiamo questo alfiere quanto è andato in disgrazia dopo F6. Porello. Ok. No, non voglio cambiarlo quello, quindi mi muovo di qua, cerco di entrare da quest'altra parte. Ok, la mia posizione è resa più facile dal fatto che lui non ha assolutamente piani e adesso crolla tutto perché sì, che il bianco sta troppo bene. Ok, G4, teniamo forte il pezzo in F5. Difendiamo tutto e dopo vinceremo con questi pedoni e 7. Questi due pedoni sono decisamente troppo. Infatti crollano tutti i suoi pezzi uno alla volta. Anche questo cavallo adesso non ha casa e quindi ha deciso giustamente di abbandonare questo CFCSMV. Ok, kazako. E niente, ci vediamo alla prossima partita. E spero vi siano piaciute e ci vediamo sul canale. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!